Non c'è nessuna volontà di fare angherie nei confronti di chi ha titolo per stare in una casa popolare. Sono 40.000 gli inquilini, ne abbiamo 14.000 che attendono di avere una casa popolare, non hanno disponibilità finanziaria per andare sul libero mercato. È pur vero che la nuova legge finalmente, dopo tanti anni, mette dei paletti. Le case popolari solo a chi ne ha veramente diritto. Alle polemiche sulla riforma regionale dell'edilizia pubblica, il governatore del Veneto, Luca Zaia, risponde rassicurando sui necessari correttivi che saranno apportati al provvedimento a beneficio di quei condomini che verserebbero in oggettive difficoltà abitative. Ma l'altra faccia della medaglia sono i cosiddetti furbetti delle case popolari in Veneto. Chi è in affitto a 248 euro al mese, ma con un conto in banca da oltre 1 milione di euro, o chi paga 10 euro al mese in 75 metri quadri, ma poi possiede immobili per quasi 170.000 euro. I casi clamorosi che compaiono sulle tabelle ATER parlano di una settantina di posizioni eclatanti, tra cui 8 assegnatari che pagavano un affitto di 10 euro al mese, cui sono già arrivate le lettere con l'avviso che non hanno più diritto all'alloggio pubblico. Siamo disposti, con la delibera che abbiamo fatto, a dire alle ATER che valutino tutti coloro che hanno di che lamentarsi, però è pur vero che quando tu ti ritrovi ad avere in conto corrente, cito casi specifici, 700-800 mila euro e paghi 10,88 euro di affitto al mese, magari te lo aumentano a 400 euro e ti lamenti, ho l'impressione che io non ce l'ho con questo signore o questa signora, ma ho l'impressione che ci siano molti veneti che abbiano più diritto ad avere quella casa. Dai dati elaborati finora dalle ATER risulta che in Veneto ci sono 33.910 nuclei familiari con ISEE inferiori ai 20.000 euro e che hanno perciò diritto all'alloggio popolare. Il patrimonio mobiliare di queste famiglie supera di poco i 302 milioni di euro. Altri 5.823 nuclei con ISEE superiori ai 20.000 euro, sopra la soglia per la casa ATER quindi, hanno patrimoni mobiliari per 415.000 euro, posizioni che in alcuni casi andranno vagliate nello specifico.